Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. Amici di Casa Peiretti, ok, siete tutti voi a casa, ma sono tutti i miei amici per davvero. E questa sera devo raccontarvi una cosa bellissima. Innanzitutto benvenuti a casa mia. Ma un mio amico è venuto a trovarmi tipo alle 7:30. Alle 7:30. Dove? Sono qua. Guarda me, solo qui, stoppo anche la base. 7:30, ho detto, senti, ma mettiti al pianoforte, no? Ma io non so la scaletta, non importa, c'è Bianchini che ti dà gli accordi. Questa è Casa Peiretti, questa è un'amicizia vera, un'amicizia enorme. Grazie Luciano Bianchini di essere qua. Grazie Valentina e grazie Andrea. Grazie. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi qui in diretta in questa trasmissione. Ormai che siamo arrivati a 630 puntate. Pensa che ogni settimana aggiungiamo 5 puntate dal vivo, per forza. Non ne abbiamo di più. 348 80 40 254 per i vostri messaggi, per le vostre foto, per le vostre richieste, e soprattutto questa sera potete anche mandarci le foto dei vostri alberi, le foto dei vostri presepi. Noi manderemo in onda tutto, cerchiamo di riempire Rete 7 di luci, di Natale, questa atmosfera natalizia. Però se io penso al Natale, penso che tra un po' al teatro qui di Luserna San Giovanni, anzi, al Teatro di Luserna Alta arriverà per la prima volta un amico di Casa Peiretti. Signore e signori, ve lo presento perché questa sera ci tiene compagnia anche lui, Mauro Villata. Buonasera a tutti. Ciao Mauro, benvenuto. Buonasera. Che bello averti qui. Sai che non devo guardare lì, perché se guardo lì mi confondo, perché arrivo 5 minuti dopo. Cioè no, guardo lì, ma se guardo lo schermo io arrivo in ritardo. È internet. Sì, no, infatti. È internet. Quindi, che arriva. Se io faccio così,
Ecco, adesso mi vedo che faccio così. Ma a casa non lo sanno, a Non lo casa so, ti no, vedono no. solo che fai così. No, ma io lo so, ma era per me. Io adesso. Però aspetta, no, anche in ritardo là. No, sto muovendo per vedere. No, niente, purtroppo. Teoricamente ci sono le prove per fare queste cose. Abusando Comunque. di droghe. Va bene, comunque sono contento di essere qui. Ho visto che avete anche avuto Caparezza che è caduto nella candeggina. No, non è Caparezza, Andrea, il nostro Andrea, il tuo No, Andrea. però sì, no, è Il tuo è Andrea. mio, insomma, mio. Adesso proprio mio, no. Oltretutto lui viene gratis, viene sempre gratis. Anche qui, anche qui. Non è che. No, ma lui si offende, se lo paghi si offende. Sì, ma, Sì, ma sì. qualsiasi cosa se lo paghi si offende o solo suonare. No. No, se tu per esempio vuoi lavare la macchina, lui magari te la lava, però tu dici dai Andrea, prendi almeno. No, si offende. Perché dice io sono miliardario, no? Complimenti, complimenti. E lui è così perché è una brava persona. Beh, sono contento, ma siamo qua per. Aspetta, che la Scusate, avete regia. anche una Aspetta. piscina qua vicino? La regia mi sta scrivendo: scusa. alza il microfono Villata. Quindi dobbiamo alzarti un attimo il microfono. Facciamo una prova tecnica. Vai, Mauro, parla. Sì, prova. Hai alzato, prova. sì. No, dicevo, avete una piscina qua? Sì, perché? Vicino? Perché? No, perché vedo gente che passa in Ma qua è casa mia, è normale che ci sia gente che passa in accappatoio. Ma è una spa, non è una casa questa. Ma è uno studio televisivo annesso a casa. Ah, che bello, ma io mi trasferisco qui. Se avete la piscina vengo Sì. anch'io. Ma abbiamo anche posti letto, abbiamo massaggiatori, massaggiatori, tutto qua. Praticamente Beh, uno massaggiatori entra. magari. Cosa? No, massaggiatori magari no, però. A Bianchini piacciono. Cosa? Vabbè, ma Bianchini. No, No, se gli piacciono i massaggiatori a Bianchini, lui? Tu sei qui Sì. per fare una cosa importante, sono venuto importantissima. Bravo, posso dirla? Sì. Allora, sono venuto qua a prendere il panettone di Peiretti. No, Mi no. ha detto che è buonissimo. Ho detto, cazzo, lo danno a tutti. E io cosa faccio? Non lo prendo. Guardatelo lì, è lì il panettone di Peiretti. Oltretutto è una confezione bellissima. Guarda, sono tentato a mangiare la confezione e buttare il panettone. No, è buonissimo il panettone. Per di più, tra Ok. un po' inizieremo a giocare insieme ai nostri amici a casa. Bene, ma bene. insieme cosa dobbiamo fare a parte mangiare il panettone No, dopo? fare la pubblicità per venerdì 23. Guarda lì, guarda venerdì. guarda che bella foto che ci hai mandato, eh. Guarda, questo qua, quello lì col berretto di Natale sono io. Esatto. E Direttamente vedi, questa da vedi Colorado. sesto senso e dall'altra parte un certo senso faccio io. Li abbiamo messi assieme. Vi aspetto, c'è anche tanto c'è lui, ci sono degli amici, non dico chi, Non così è diciamo. una bella sorpresa. C'è anche Illa, C'è e anche la nostra Illo Valentina, che ha c'è fatto Bianchini. Pelloso, e quindi sarà una serata di amicizia, senza contare che ci si diverte, perché io spero di far ridere, insomma, la risata vengo è- pagato per quello. La risata è garantita. Ci sarà anche lui tra il pubblico, Caparezza, che vi firmerà autografi. Sei sicuro? Vieni a sentire lui? Sì, viene, lui viene. E in più cosa voglio dire? Sai che la mia vecchiaia non mi permette di ricordarmi. Dobbiamo ringraziare, dobbiamo dire ringraziamo che chi? nessuno. Dobbiamo ma ringraziare come? la Proloco La che ha Proloco e il organizzato. comune anche, no? Soprattutto, ma dobbiamo dire una cosa importante, Vai, che dimmi. l'ingresso è Ah no, l'ingresso è gratuito. l'uscita. a pagamento, Ok, bisogna dare almeno perfetto. 20-25 euro, però non è un problema. Li facciamo entrare, ma non li facciamo uscire. Assolutamente, Ok, noi siamo perfetto. contenti di quella sera di lavorare per voi. Poi c'è anche la cioccolata calda col panettone dopo. Dopo, Mi sono dopo. sbilanciato, non devo Dopo. dire No, per carità, no. perché io Bellissima sorpresa che- personalmente ho accettato per la cioccolata e il panettone pucciato dentro è buonissimo. Beh, è uno Sai che spettacolo. tiri su e c'è tutta la cioccolata che ti si Bello, smerda che bello, che bello. sul gomito. Che bei momenti Che bei di- momenti. Per il resto siete partiti alla grande, ho sentito la canzone What is Love che è bellissima. Bella. Ti ricordi che momenti in Io discoteca con questo brano? What is Sai che io love? andavo in discoteca, mi portavo le cuffiette e sentivo Elvis Presley, i Beatles e Jerry Lee Lewis. Per non sentire Per What non is sentire love? le musiche delle discoteche, poi mi addormentavo come un pirla di Venetti, vabbè. E così ognuno fa la. Cioè, non so, avere lui dietro che gli piace però il massaggiatore ho paura. Ah, senti, però mi ha detto che sei. L'ha detto lui, L'ha il detto lui. massaggiatore. Ok. Assolutamente. In Io- qualche modo dovrò pure pagare gli artisti, ok. Senti, visto che sei qui, Sì. ormai i nostri amici a Dai. casa non aspettano altro oltre le canzoni, Sì. oltre la simpatia, ma Sì. giochiamo insieme ai nostri Dai, amici a vai, casa. giochiamo. Per ogni quiz che si rispetti, però, ci va una sigla. Sì, ce l'abbiamo. E noi ce l'abbiamo. La vuoi vedere? Vuoi Dai. sentire? Sì, Sei sicuro? Sì, certo. Sigla! Sigla.
Hai visto? È semplice? Vogliamo spiegarlo ancora una volta qui il regolamento del nostro io gioco? non avendo le cuffie non ho sentito niente, non ho Neanche sentito noi. né la sigla né niente. Molto bene, però di che bella, per però favore. è molto bello, io ho Grazie. i brividi, guarda, ho la pelle d'anatra. Guarda, Benissimo, sono venuto- contento. È semplice, amici a casa. Noi adesso vi faremo ascoltare pochi secondi di una canzone famosa, anzi questa sera è famosissima, ma non è così facile. Voi mandateci un messaggio al 34880 40 254 con l'interprete della canzone o il gruppo, sì. il titolo esatto della canzone, Sì, il vostro cognome o nome e il paese. sì. Ma Di il paese, solito il gli paese di chi? E di chi manda il messaggio, che no, mica non il il paese tuo. di quello che... No, magari sei NEC, vuoi già sapere da dove arriva NEC. No, invece Ma più no, semplice. è Ah, difficile ok, così. ok. No, anche perché Va se bene, devo va bene. spedire il panettone non posso spedirlo a NEC. Sì, vabbè, ma io penso... No, vabbè, non importa, dai. Non importa. No, non ho capito. Comunque No, va bene. neanch'io, neanch'io. Però, dai, io però non la sento, che se voglio dare un aiuto non posso dare. Non aiutare, si può non aiutare no. perché c'è già una guerra a casa. Ieri sono arrivate più di 100 risposte. Mamma mia, quindi bello, bellissimo. Attenzione, però il titolo va corretto, l'autore va corretto, il vostro nome va corretto. Certo. Ok? E Perché... l'indirizzo anche. Sì, soprattutto. Sì. Siete pronti, amici a casa? Lasciate perdere qualsiasi cosa stiate facendo perché questi sono i primi 5-6 secondi della canzone misteriosa di questa sera. Pronti? Eccola qui. Ah, ok. Vediamo un po' le facce, Sì, io le già- facce dei nostri amici qua Io in l'ho studio. percepita attraverso le tue cuffie, ma ho già capito. Hai già capito Sì. che canzone è? Sì, sì. Facciamo ancora sentire una volta perché succede a casa che io faccio sentire i primi 5-6 Non so il secondi titolo, e però c'è so- so chi è. C'è sempre in qualche famiglia che o suona il cellulare o suona il citofono Ciucchino. o il ciucchino. Pronti? Ancora una volta. Forza amici a casa 348 80 40 254. Eccolo qui. Insomma, Facile, dai, Bianchini sta guardando il soffitto. Quando Bianchini guarda il soffitto Lui la perché sa di è sicuro. facile, ok Lui la sa amici? di sicuro. Va bene. Mauro, io ti ringrazio, Sì. ti ringrazio per questo tempo, per Ma questo tuo io tempo in ringrazio casa te. Peretti. Io aspetto tutti, mi raccomando, non trovate scuse che il 23, perché il 23 non si fa niente di solito. Esatto, uno Quindi si viene a Luserna digiuna, Alta. per di più si digiuna. Esatto. Solo il panettone a cioccolata fa Ma bene. dopo, perché poi sennò io mentre faccio, voi avete mangiato il panettone, No, digerite, non robe è brutte. bello, non è bello. Allora, io mi raccomando, appello serio. Allora, fai un primo piano a Villata. Ma no, Serio, magari no, serio, no. se c'è gente che sta mangiando, no. No, perché serio, piani miei, no. ci mancherebbe, mi Allora, sposto mi anche. raccomando, quindi Il 23. il 23. 23 dicembre, ore 21:15, 21:20. Comunque noi fino alle 11 aspettiamo. Se arriva qualcuno, bene, se no noi iniziamo. Speriamo. Mi raccomando, venite perché l'ingresso è gratuito, sarà offerta, non so, libera. I primi 150 posti Ah no, entrano. è vero, 150 entro, gli altri mi raccomando, cioè purtroppo sta fuori, oh, aspettano ragazzi. la cioccolata col coso, Esatto. con il panettone. Io ringrazio Peretti, ringrazio Valentina, ringrazio Luciano, mi veniva il nome, e ringrazio Bruno Lausi. Ciao. Anzi no, Caparezza con i capelli di Bruno Lausi, e ringrazio anche la piscina che adesso andrò a fare due fasche. E L'ultima ti saluto. volta sei uscito in mutande da qua. Anzi, no, per favore. È vero, quella volta là mi ero spogliato tutto. Resta sì. vestito. No, questa rimango volta, così, mi spoglio Ah, poi nella spa. Fuori. Ok, va bene. Grazie. Si può fare la pipì nella piscina? Puoi fare quel che vuoi. Va bene, Tutto quel perfetto. che Non vuoi. avete messo il colorante che fa No, reazione. niente colorante. Perfetto, ok. Grazie Ciao ragazzi, Villata, ciao a grazie. tutti. Ciao, Ci ciao, vediamo ciao. venerdì sera al Teatro Santa Croce di Luserna a San Giovanni. Andiamo avanti qui con la musica. Arriva la voce di Valentina Branca. Entriamo proprio nell'atmosfera natalizia. Ma perché si entri alla perfezione nell'atmosfera natalizia, vorrei parlare un attimo con Fabrizio in regia. Ciao Fabrizio, buonasera, buon lavoro anche per te. Buonasera. Ciao Fabrizio, senti, l'ho già chiesto ieri a Enrico, quando arrivano le canzoni natalizie è bellissimo in TV vedere la neve che scende. Mi fai questo miracolo? Non ce l'ho la neve. E beh, metti a pioggia. No. No, questa sera non fai il meteorologo. No, non faccio De Vitis prima del telegiornale di Rete 7. Io non mi chiamo De Vitis. Va bene, allora se tu riesci a far nevicare è bello, se no è bella lo stesso perché la voce di Valentina questa sera è una cosa pazzesca. Con un brano una cover di Laura Sì. Pausini, vai Valentina Santa Claus Branca. is coming to town.
checking it twice. You're gonna find out who know you're nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows the beauty better. Good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not bump. I'm telling you now. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows the duty better. Good, so be good for everyone who say, oh, you better watch out. You better not cry. You better not bump. I'm telling you now. Santa Claus is coming. Oh, Santa Claus is coming. Oh, Santa Claus is coming to town. Already coming to town. Oh, finally he's coming to town. Oh, yes. Valentina Branca! Fantastico! Nel frattempo la regia mi sta scrivendo sì, ho messo la neve. Però puoi far nevicare anche tutta la puntata, che a me piace, eh? Ma Ragazzi, sembra davvero che nevichi qui dentro. è bellissimo, ragazzi. è bellissimo. Guarda, Bianchini. Fantastico, guarda che bravo il nostro Fabrizio in regia. Ragazzi, vi faccio ancora sentire una volta la canzone misteriosa di questa sera al 348 80 40 254 per vincere il nostro panettone. Un solo messaggio che ho scritto il numero esatto della canzone, sì, il titolo esatto della canzone, chi la interpreta, il vostro nome e il vostro paese. Siete pronti, amici a casa? Eccolo qui. Basta, se no è troppo facile. Ta-da-da-dan, Sì. tarararadan. Stop. Noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi ancora qui con questi miei splendidi amici. Tanta musica, il giochino, insomma, cambiare canale è davvero un peccato. Pubblicità. Bentornati in questo secondo tempo di Casa Piretti. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, mi immagino avete fatto tardi perché quello al casello non andava avanti, perché c'era la cassiera del supermercato che non sapeva. E adesso come faccio per il giochino? Come faccio per il giochino? E l'ascensore lo chiami, è sempre occupato perché hanno dimenticato al quinto piano la porta aperta e non posso giocare con Casa Piretti. Dai, facciamolo ancora sentire una volta il brano misterioso. Titolo, autore, vostro cognome e il vostro paese per vincere il panettone. Eccolo qua. Dai, che facile anche questa sera, chissà dove andremo a spedire, anzi dove andremo a consegnare il panettone di Casa Peretti. Però so cosa succede adesso, arriva la voce di Luciano Bianchini con il coro della nostra Valentina Branca, l'accompagnamento del nostro Andrea con un brano degli Stadio, Acqua e Sapone. Eccolo qui.
dire che improvvisare così è bellissimo, ragazzi. Anche per lui è difficile, perché noi comunque sono brani che abbiamo già fatto, che conosciamo bene. Invece per te è tutto nuovo. Quindi vi faccio vedere una cosa molto bella, amici a casa. Guarda, tu cercavi di nasconderlo e io invece faccio vedere ai miei amici gli accordi. Sembrano geroglifici, invece non lo sono gli accordi di acqua e sapone, i primi. Quindi se volete imparare a suonarla a casa, ecco, questi sono gli accordi di acqua e sapone. Insomma, ragazzi, siamo quasi a Natale. Devo dare delle notizie importanti. Domani qui con me ci sarà Amedeo Grillo, mentre giovedì avremo la bellezza di andare a rivedere una puntata che è piaciuta molto. L'abbiamo fatta un po' di tempo fa, però erano tutte canzoni natalizie, quindi ci saranno di nuovo le fisarmoniche, ci sarà la voce femminile, quindi entreremo proprio in pieno nel Natale. Mentre venerdì ci sarà uno speciale dei mercatini di Natale a Bibbiana. Quindi noi non saremo in diretta né giovedì né venerdì, però vi aspettiamo subito dopo, il 27, per una grande sorpresa ancora una volta qui in diretta in Casa Peretti. Allora Fabrizio, se tu sei pronto, andrei a leggere tutti i messaggi di questa sera. Eccoli qua. Con affetto e simpatia, ecco il presepe di casa mia. Un abbraccio da Agnese con mamma e papà, da Armeno. Ciao Agnese, grazie, salutiamo anche mamma e papà. Bellissimo, un presepe bellissimo, grazie. Quando nel cielo si sentono tanti campanelli è perché sta arrivando Casa Peretti, che ci porta magia nelle nostre case. Io mi ricordo una cosa del genere con Babbo Natale, non con Casa Peretti, però va bene. Musica fantastica, grazie Dani. Mi hanno preso per Babbo Natale, Andrea, ma come mai? Ma mi hanno preso per Babbo Natale. Grazie Dani, un saluto a tutta Alessandria. Laila, mi fareste un regalo per Natale? Mi fareste ascoltare la canzone dei Queen, di Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever? Grazie, un abbraccio a tutti. Te lo facciamo proprio per Natale, ma al prossimo, perché dobbiamo provare, è un brano difficile. Fosse arrivato un mesetto fa magari la si poteva ipotizzare. Adesso così su due piedi resta difficile. Buona serata ragazzi, attendiamo con ansia il tuo dono, caro Enrico, che ahimè poteva già arrivare oggi, ma una serie di inconvenienti lo hanno impedito. Un abbraccio da Alfonsina e Germano, non da Collegno. No, esatto, ciao Alfonsina, ciao Germano, salutiamo tutta Rivoli, grazie. Tanti auguri di buone feste da Luchi. Continua a leggere, vediamo un po' la notte dei pensieri. Ci sono tanti Babbo Natale. Franca, ciao Luchi, ciao Franca, e salutiamo tutta Torino, grazie mille. Ciao, noi vi diamo un piccolo messaggio. Voi date colore e gioia alle nostre serate. Grazie Massimo da Brescia. Per Vale, mi faresti le notti di maggio quando puoi? Buona serata. È in preparazione. Prima di quest'anno, sì, prima della fine di anno, magari, o a Capodanno, chi lo sa, anche perché adesso dico una cosa molto bella, molto bella. No, dimmi No, Vale. dico, è già pronta, ma siccome abbiamo il gioco abbiamo poca possibilità di cantare. Sì, per questo pochi. Un saluto da Giblin, Repubblica Dominicana. Ciao Giblin, grazie, ciao. Giblin. Casa Peretti, benvenuti, voce fantastica Luciano. Laila di Robella d'Asti, baci, hai visto? Ciao. Grazie Laila, salutiamo tutta Robella. Ciao, siete sempre grandi. Questa sera abbiamo anche Nonna Maria con noi che vi guarda. Continuate così, Guido ed Elena Fossano. Ciao Nonna Maria. No, Nonna Maria, no, Nonna Maria. Ciao Super Casa Peretti, bravi. Una richiesta, mi piacerebbe sentire Una finestra tra le stelle cantata dal maestro Luciano. Grazie, auguri a tutti da Franca. Beh, è un brano molto complicato se si parla di una voce femminile. Come che faccio? Lo fai? Sì. Lo fai? Bravo Bianchini, lo fa. Bianchini lo fa. Io mando questa foto bellissima e prendo l'occasione per augurare buone feste a tutta Casa Peretti, compresa la regia, Carla e Claudio da Luserna. Ciao Carla, ciao Claudio. Attendiamo la foto, attendiamo con ansia questa foto bellissima. Vediamo un po' se arriva, se non arriva. Tempo proprio soltanto di caricarla e dovrebbe arrivare. Vediamo un po'. Nel frattempo salutiamo Carla, salutiamo Claudio, salutiamo tutta Luserna. Vabbè, bellissima, c'è il presidente da Proloco insieme a Babbo Natale. Insomma, ho avuto il piacere di incontrare Babbo Natale io oggi, ragazzi. Una persona a modo, simpatica.
carina, diciamo, tanti chilometri percorsi, ma bene. Grazie regia, grazie Carla. Bravi ragazzi, buone festività a tutti. La Chelucci, auguri anche alla Chelucci. Buone feste a tutta la squadra di Casa Peretti, e questo è il presepe di Fabio Bricherasio. Bello. Ci sono anche le caprette. Oi là là, ma viva le... Ma c'è già Gesù bambino, Fabio. Vabbè. Arriva a 25. È il fuso orario, a Bricherasio arriva prima. Ah no, a Bricherasio che te devo dire, Branca. Buonasera Casa Peretti, sempre top. Grazie Massi, grazie. Bravi e simpatici, complimenti a tutti, lo dice la nostra Enrica. Grazie Enrica. Auguri affettuosi natalizi a tutti voi. Per Villata, mi sostituisci tu per venerdì sera, spettacolo tuo molto gradito come Babbo Natale. Fabrizio Martina. Anche lì c'è il bambino. C'è già, ma come mai lo mettono prima? Ragazzi, si mette il 25, il 24 notte. Ciao a tutti voi, grazie per il panettone che ci avete portato oggi. Buonasera a tutti voi. Claudia da Nichelino. Ciao Claudia, grazie, è stato un piacere conoscerti di persona. Agli amici della Valpellice un sincero saluto dal nichelinese Luca e Chiara. Big Peiretti, grazie. Il nichelinese sembra una moneta, invece è un abitante di Nichelino. Saluti a Enrico, Valentina e tutta la compagnia di Nichelino da Bussoleno e Avigliana. Ci salutiamo tutti. Ciao Nichelino, Bussoleno, Avigliana. Ma che bella questa sera Casa Peretti. Laura non c'è. Renga, attenzione, andiamo sulle canzoni, sul nostro giochino. Valerio dal Mese dice che il brano è Laura non c'è di Renga. Non credo che Renga abbia mai scritto Laura non c'è, mal che vada Neck. Comunque va bene lo stesso, l'accettiamo perché il messaggio è corretto. Last Christmas di George Michael, sono Giorgio di Trinità da Cuneo. Quindi abbiamo un Laura non c'è e un Last Christmas. Bene. L'importante è che vi divertiate a casa. Io sono vivo, i Pooh, lo dice Daniela. Pensa che se Daniela magari avesse anche scritto il suo paese poteva vincere il panettone. L'ho spiegato molto bene all'inizio. Serve il titolo, l'autore, il vostro nome e il vostro paese. Non so il titolo, ma è dei Pooh. Aspetto da Valentina gocce di memoria di Giorgia. Ciaone, buon Natale. Massi, ciao Massi, grazie. Vediamo se riusciamo a farlo nel terzo tempo, ragazzi. Qua il tempo ormai lo sapete già, non è tiranno, di più. Ciao Enrico, io il titolo della canzone non la so solo che i tuoi ospiti sono magnifici. Un grosso abbraccio alla grandissima Vale dalla voce melodica. Ciao ragazzi, Maurizio da Villa d'Ossola. Ciao Maurizio, salutiamo tutti gli amici di Villa d'Ossola. Brava, i Villa d'Ossoliesi. Pooh, canterò per te, Miki, Novara. Quindi abbiamo due brani dei Pooh, quindi o canterò per te oppure l'altro. Ma Rossella da Bricherasio dice io sono vivo dei Pooh. Mandato, speriamo, dai. E con che precisione. Ma quella precisione lì purtroppo annulla la correttezza del messaggio, perché non mi servono le versioni, mi serve solo il titolo esatto. Pooh, canterò per te, Laila di Robella d'Asti. Sarà io sono vivo, sarà canterò per te, saranno i Queen come scritto prima, non lo so. Andiamo avanti, un grande saluto a tutti, sempre super siete. Sempre super siete. Un abbraccio a presto da Marina Ferrari da Torre Pellice. Ciao Marina, è la Marina, sempre super siete. Grazie. Nascerò con te dei mitici Pooh, lo dice Cataldo da Torino. Hanno capito che il brano molto probabilmente è dei Pooh. Ci sono ancora invece delle discussioni, come dice Simone da Boves. Secondo lui non è canterò per te, ma io sono vivo dei Pooh. Ma che bella questa battaglia tra io sono vivo e canterò per te. Ciao Enrico, ti voglio bene, viva la musica, tutta la musica. Un ciao al maestro con la chitarra, un abbraccio e un bacio virtuale allo splendore. Valentina Branca, Cataldo da Torino. Che belli questi Grazie, massaggi. Cataldo, grazie. Pur virtuale. Io sono vivo dei Pooh, Facchinetti, Negroni, al massimo è Negrini. Pooh, Borgaro Torinese, Daniela, la Mendola. Si chiama Negrini, no, Negroni è un cocktail. Chi fermerà la musica? Lo dice Elisabetta da Novara. Hanno capito che dei Pooh, cioè il sound è questo, però Negroni non si può sentire. Ciao a tutti. 4. Volevo farti, anche se troppo in anticipo, gli auguri di buon Natale a voi tutti e soprattutto a te Enrico da Nonna Bruna da Prarostino. Ciao Nonna Bruna, 94 anni, non si perde una puntata di Casa Peretti. Bello, bella. Gianluca di Castagnole Lanze dice che il brano è sì dei Pooh, ma
si intitola Dimmi di sì. E questa sera è una sfida enorme, bella, bella, bella. Hanno capito che dei Pooh. Io sono vivo, Pooh, Stefano da Cavaglià. Salutiamo tutti quelli che ci stanno anche ascoltando da Cavaglià e tutti quelli che si chiamano Stefano. Lino da Cumiana, i Pooh, io sono vivo. Grazie Lino, grazie. Però sta prendendo piede Io sono vivo, come lo dice Ivan Pontei da Osta. Ciao Ivan, grazie. A questo punto credo che sia soltanto una questione di tempo. Chi sarà tra di voi il primo che ha mandato il messaggio? Noi lo mischiamo in mezzo agli altri, Notte a sorpresa dei Pooh, Claudio da Genova. Anche Notte a sorpresa è entrata a far parte nella lista delle possibili canzoni che potrebbero essere le vincitrici di questa serata, anzi la vincitrice di questa serata. Ciao Casaperetti, tanti saluti da Nuvola, la nuova sorella di Speedy. Un abbraccio Milenia e Ilaria, ma che bello, è arrivato, la famiglia diventa più grande. Melania e Ilaria, c'era Speedy, adesso c'è Nuvola, è bellissima. E mai nome fu più azzeccato, Nuvola. Pooh, mai dire mai, Fabrizio da Nichelino, un bel brano. Sì, è un bel brano dei Pooh, molto sconosciuto, a me piace tantissimo, non so se è quello. La canzone è Io sono vivo dei Pooh, Patti 60 da Luserna. Valentina, brava! Grazie. Grazie! Ciao a tutti, sono Enzo Pavan. La canzone è Io sono vivo dei Pooh. Complimenti per la vostra trasmissione e complimenti a te per la scelta di guardarci. Bravo Enzo. Bravo, bravo, bravo. Non lo so se è la canzone è giusta, non lo so se sei tu il primo che ha mandato il messaggio. Io stasera la canzone proprio non la so. E allora sai che faccio? Saluto e faccio i complimenti al mitico maestro Bianchini, idolo Max76. Ciao, grazie Max. Bellissima questa cosa. Io sono vivo dei Pooh, Luisa da Torino. Ciao belli, ciao bella, grazie Luisa. Regia, io devo fermarmi un attimo. Tanti saluti e buone feste a tutti voi da Donatella. Stasera la canzone non la riconosco, non la riconosco, non importa, vieni in onda regia perché devo mandare la pubblicità, poi torniamo in onda ancora con della musica, finiamo i messaggi e andremo a scoprire quale sarà. Sarà Canterò per te, sarà Io sono vivo, sarà Dimmi di sì. Questa sera la battaglia è forte, ragazzi. Quindi noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi torniamo qui, dal vivo per voi. Pubblicità. Eccoci, tornati in onda. Voglio invitare i miei amici a casa all'interno, voglio farvi entrare all'interno della Cappella di San Rocco, che è una chiesetta qui sopra Lusernetta, dove hanno allestito un presepe che è una meraviglia. Quindi se Fabrizio mi manda in onda le immagini registrate proprio ieri, ho avuto modo di conoscere delle persone straordinarie. Pensate ragazzi che questo presepe, che adesso è pubblico, prima era un presepe privato, poi questo signore che ce l'aveva in casa, ok, ha detto io troppa gente viene a vederlo, e quindi l'ha donato alla Cappella di San Rocco. Eccolo, esatto, guarda che bello, guarda che bel presepe. Invito davvero tutti ad andare alla Cappella di San Rocco e ammirare questa meraviglia, anche perché tu immaginati una cosa così a casa, devi avere un villone, se no, certo. e poi tutti arrivano lì e tutti te lo guardano, poi devi offrire caffè a tutti, spendi 1.000 euro a caffè, 1.000 euro nel mese di dicembre in caffè, quindi non è che comunque è proprio molto 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 bello. Innanzitutto grazie a Giuliano Falco per il montaggio del video, guarda che bello. Poi io il presepe è una cosa che adoro, proprio mi piace, le pecore, c'è il lupo, l'asinello e il pastore, poi quelle cose in movimento, l'acqua che sale, l'acqua che scende, bello. Ok ragazzi, Anche qui però c'era il bambinello. e qua c'è è un vizio di mettere il bambinello. Le regole ragazzi. Le regole, so. sì, vanno rispettate, Vanno Valentina. rispettate. Esatto, cercami. Valentina Branca, cercami, a grande richiesta. Cercami come, quando e dove puoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami con la volontà e l'impegno. Se mi vuoi
il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita c'ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria e quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che donna mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure, se mai vivrò di questa clandestinità per sempre. Per voi Valentina Branca, una rivisitazione un arrangiamento di Mina, di un grande brano di Renato Zero. E adesso su queste note noi andiamo a leggere gli ultimi messaggi di questa sera. Vai Fabrizio! Io sono vivo, buona serata da Andrea di Sannazzaro. Ciao Andrea, grazie. Hai visto che bel nome che è Andrea? Come il tuo, proprio bello. Sono Rosa di Collegno, non riesco a vincere il panettone ma ci proverò sempre. Brava Rosa, fino a fine anno noi ogni puntata regaliamo un panettone, anzi lo mettiamo in palio. Io sono vivo dei Pooh, Gabriella da Torino. Chi lo sa, chi lo sa. Tra un po' lo scopriamo, chi ha vinto, chi non ha vinto. Ciao ragazzi, la canzone misteriosa dovrebbe essere Pooh, io sono vivo, buona serata. Silvana e Giacomo di Castagnole, Piemonte. Ciao Castagnole, grazie. Ciao Silvana, ciao Giacomo, canterò per te. Pooh, Maurizio, Villanova, Dusty. Ciao Maurizio. Sarà Io sono vivo o sarà Canterò per te? Ormai se la giocano queste due. Roby da Villarbaste è convinto che la canzone sia Io sono vivo dei Pooh. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Buon Natale, buone feste amici Casaperetti, un grande abbraccio da Simona e Ludovica. Ciao Simona, ciao Ludovica, grazie, buone feste a tutti voi, buon Natale, buon Natale. Oi là, bravissimi di Casaperetti, mi fate il brano della PFM, maestro della voce, Miki da Novara. Guarda, so che Amedeo è all'ascolto, se la sa magari la facciamo domani, altrimenti ti prometto che la impareremo. Ciao a tutti voi amici Casaperetti, ciao Andrea, Enrico, Luciano e Valentina, mi piacerebbe sentir cantare I Losing My Religion dei Remo, oppure Happy Christmas di John Lennon. Enrico da Collegno. Auguro a tutti voi amici di Casa Peretti, a te fratellino Giuliano, un buon Natale, un buon felice anno nuovo 2022-2023. Grazie mille per il regalo, ti voglio bene. No, non è un regalo, hai vinto il panettone, oggi ho avuto il piacere di portartelo. Io sono vivo, Pooh. Gianna di Genova, grazie Gianna, grazie. Tra un po' andiamo a scoprirla. E ciao ragazzi di Casa Peretti, complimenti a tutti, auguri di buon Natale. La canzone è Io sono vivo dei Pooh. Adriana da Ovada. Brava Adriana. Messaggio completo, grazie anche per i complimenti. Ciao a tutti, bravo Caparezza. La canzone Io sono vivo dei Pooh. Monica di Roletto. Questa la conosco. La conosci? Bravo Caparezza, t'ho detto. Ma non sei Caparezza? Salve, vi sto guardando in diretta, siete fantastici. Vorrei che recensiste anche il mio presepe. Auguri a tutti in anticipo. Mandaci la foto. C'è la foto subito dopo, regia. Questo è bellissimo, ragazzi. Un po' di muschio in più, Aspetta un po' che guardiamo se c'è il bambinello. Non c'è il bambinello, non c'è. Oh, però finalmente. un pochettino di muschietto, un po' di paglia e secondo me bravo, però è bello, però ogni presepe è bello, ragazzi. Enrico Caro, da un buon cantante che sono, mi sa che ho sbagliato il titolo. Era Io sono vivo, sempre Mitici Pooh. Cataldo da Torino, maestro Luciano, sei un grande chitarrista, ti voglio bene Enrico. Ti voglio bene. Anche noi ti vogliamo bene. Ciao. Ciao, la canzone Io sono vivo dei Pooh. Marisa da Casorzo. Ciao Marisa, grazie. Io sono vivo dei Pooh. Franca da Costigliole, Saluzzo. Tutto il Piemonte ci sta guardando stasera. Tutto il Piemonte. Abbiamo sparso panettoni ovunque. E questo è un lama. Lama, c'è chi
c'è chi non l'ama e c'è chi l'ama. Cos'è? No, dillo. Mi pare che sia un'alpaca. È un'alpaca. Forse, Non è un lama. Che ne so, non è che io vendo. Cos'è? È un'alpaca. Non è un lama? Siamo sicuri? No. Vabbè. Un saluto dal vostro amico Pedro di Vignole Borbera. Ciao Pedro. E Pedro. Andiamo avanti con i messaggi. Io sono vivo dei Pooh. Flavio da Bagnolo. Ragazzi, che bello, ma tutto. A me piace proprio vedere il messaggio. Ok, tanti auguri a Sgreda, Ciro e Roberta. Facciamo gli auguri al nostro Francesco Sgro, che oggi festeggia la bellezza di non so quanti anni, ma so che festeggia oggi. Io sono vivo dei Pooh, da Antonio Primicelli Rivalta di Torino. Ciao Antonio, buon divertimento, buona serata a tutti voi. Andiamo avanti spediti verso la fine di questa canzone, di questa puntata, leggendo, scusateci il ritardo, ma siamo rientrati adesso. Una buona serata a tutti. Tino e Betta, ciao Tino, ciao Betta, grazie e buon appetito se siete rientrati soltanto adesso. Bravissima Valentina, il grande maestro Luciano ed Enrico, siete sempre bravi nel cantare le belle canzoni, lo dice il nostro Tony. Grazie Tony, grazie, anche se questa sera c'è un amico in più, come dice Riccardo Cocciante, abbiamo un amico in più questa sera. Ciao, sono Mara da Venaria, io sono vivo dei Pooh. Grazie Mara, e salutiamo tutta Venaria, grazie. Allora regia, vediamo un po'. È il momento di andare a svelare l'arcano o non ancora? Non ancora. Oggi non so la canzone, dovrebbero essere i Pooh, ma non so il titolo. Colgo l'occasione per salutarvi. Grazie Patrizia, grazie, anche noi ti salutiamo. Ciao Patrizia, buona serata. E continuate sempre con i programmi di Rete 7, mi raccomando, Ci sono dei bellissimi telefilm. Sì, ne abbiamo ancora, andiamo a leggere. Dai, fino alla fine. Potete fare quella canzone che fa È un diesel, Alex San Giacomo di Roburent Cuneo. Quale già? Quella macchina là, quella macchina qua è un diesel, bella, la mettiamo in programma la prossima settimana. Io sono vivo. Pooh, Silvia Motta Alciata, grazie Silvia. Chi lo sa chi ha vinto questa sera? Non lo so, sono curioso. Un saluto da Alba. Ciao Alba, ma sarà il nome o la città? Ha scritto piccolo, comunque vabbè, sarà il salutiamo Alba. Ciao Enrico e tutto lo studio, siete fantastici con le vostre belle voci e canzoni, portate allegria nelle nostre case. Dopo l'albero questo è il mio presepe, grazie di esserci, buona serata. Valentina dalla provincia di Genova, vediamo un po' il presepe di Valentina. Straordinario, bello, oh, che bello. Molto bello. Bellissimo, io quest'anno non ho potuto fare presepe perché fino agli altri anni ero solo. Quest'anno siamo due persone in più, 3 gatti in più, come facevo. Ragazzi, ci sono tanti altri messaggi ma non abbiamo più il tempo, però abbiamo il tempo esatto di andare a vedere il brano misterioso di questa sera. Ormai, come faccio già, ci giriamo, sono stanco, ho parlato tutta la sera, tu hai suonato ma io ho parlato tutta la sera. Ci giriamo verso il nostro maxi schermo e andiamo a scoprire qual è il brano misterioso. Eccolo qua. Stammi vicino volando con me, cadendo con me. Fabrizio, stammi vicino questa sera e soprattutto di a me, di ai miei telespettatori chi ha vinto questa noce. Vai! Io sono contento di esserti lontano. Cioè, volevo solo È che là lo sottolinearlo. sapevo, ma una parola bella non ce l'ha. Una parola elegante per me mai. Ma ringrazia che sei in corso Reggio Parco, se no prenderemo un caffè insieme questa sera. Vai. E niente, vince il panettone di questa sera. Dovresti avere dei rullanti almeno. Cioè, sono 2 settimane che fai questo insomma, che posso montare concorso una batteria e perché non tu hai mi un dici il rullante. nome. Vabbè, comunque Stefano di Cavaglià. Bravo Stefano di Cavaglia vince il panettone di Casa Peretti. Complimenti, domani una nuova puntata di Casa Peretti, un nuovo gioco. Ringrazio Andrea, Valentina, Luciano, Fabrizio in regia, Giuliano Falco e ringrazio tutti voi che avete cantato, giocato con noi. Se vi siamo piaciuti dite in giro cos'è Casa Peretti, sempre, ok? Grazie di cuore. Domani qui con me Amedeo Agrillo. Se volete rivedere questa puntata alle ore 21:30 sul canale 83 Video Nord, altrimenti alle 4:15 di stanotte sempre in HD, sempre su Rete 7 o da domani cercateci su YouTube. I miei compagni di questa sera, grazie ragazzi, grazie di cuore, ciao!
come fa?